Una madre è venuta con il figlio con la bolletta dicendo o compro il pane per il figlio o pago la bolletta. È chiaro che si deve dire compra il pane e poi vedremo cosa succede, insomma. La crisi continua a pesare su imprese e famiglie che si trovano sempre più spesso in condizioni di sovraindebitamento o, peggio ancora, che finiscono nelle mani degli usurai nell'illusione di poter così risolvere i propri problemi di liquidità. Cresce il numero di coloro che si rivolgono alle associazioni per la difesa dei consumatori. Che si sono rivolti a noi gli ultimi 40 giorni per sovraindebitamento sono state 62 famiglie, perché non ce la fanno a pagare il mutuo, perché è stato perso il lavoro, non ce la fanno a pagare la bolletta, non ce la fanno a pagare il credito al consumo che hanno contratto per comprare un oggetto. Una volta, prosegue Rigobon, erano per lo più le aziende a venire travolte dall'attuale situazione economica. Ora cresce a livello esponenziale il numero delle famiglie in difficoltà che non ce la fanno più a pagare il mutuo o l'affitto e non riescono a fare la spesa nell'ultima settimana del mese. Per quanto riguarda l'usura, la cosa è molto più, come dire, articolata. Che cosa succede? Che le persone spesso mandano un terzo a parlare con noi per raccontare che quel suo amico, quel suo parente ha una situazione di difficoltà che poi gratta gratta è come dire, in mano agli usurai. Fino a 2 anni fa la Diconsum nazionale non è mai ricorso al suo fondo anti-usura e anti-indebitamento. Negli ultimi 24 mesi, conclude il presidente Rigobon, abbiamo visto che ogni settimana qualcuno si è rivolto a noi per fruire di questo tipo di servizio.